A Savignano sul Rubicone si gioca lo scontro per il terzo posto nel girone B di Serie B femminile. Il Calcio Padova è ospite del Castelvecchio, che nelle ultime settimane le ha scippato il terzo posto. Adesso le biancoscudate vogliono riprendersi almeno la piazza d'onore del podio. Un Padova che parte bene in un primo tempo un po' avaro di emozioni. C'è questo tiro di Ferrato che para così il portiere. Poi per arrivare all'altro tiro in porta nel primo tempo si deve attendere la mezz'ora con questo tiro e questo gol anche di Deida, fermata però da posizione irregolare dall'assistente. Nel secondo tempo c'è una partita sicuramente più vivace, parte bene il Castelvecchio con questo tiro di Bellefi parato da Paccagnella. Poi però guardate al 10° minuto che occasionissima che capita al Padova, strepitosa l'azione di Arianna Catuzzo che riesce a combinare con Mariana Fabruccio, entra in area di rigore, il suo sinistro è parato con un miracolo dal portiere. Il Padova che sfiora in vantaggio ma non demorde ancora Catuzzo, sicuramente una delle migliori in campo. Poi Ferrato, un dribbling, invece di tirare serve intelligentemente Giubilato che però si defila un po' troppo e calcia alto con il sinistro. Attenzione però al Castelvecchio che è molto pericoloso, qua ancora un'azione di Belleffi, poi c'è questo pasticcio della difesa biancoscudata e Tecla Pettenuzzo deve salvare di testa sulla linea sul tiro di Guidi. Il Padova però riparte, vuole la vittoria, Carli con il destro colpisce la traversa, ancora un'occasionissima per il Padova. Giubilato con il sinistro vede l'inserimento di Carli che è sola davanti al portiere, il suo stop però non è perfetto e si fa rimontare così. Poi c'è il Castelvecchio al 35°, questo colpo di testa di Amanduzzi finisce alto. La ripresa è sicuramente molto interessante, entrambe le squadre provano a vincere, c'è ancora questo destro di Carli che però non inquadra la porta. Una partita comunque equilibrata con occasioni da entrambe le parti, anche se l'ultima vera grande occasione capita al 90° ancora sul destro di Sofia Carli che però calcia alto. Finisce quindi 0-0 tra Padova e Castelvecchio. Il Padova rimane ancora al quarto posto, la settimana prossima sarà derby con la Virtus.